cittadina di Cabras è il terzo centro della provincia di Oristano per popolazione e il quarto per l'estensione dei confini. Sorta nel Medioevo, probabilmente su un più antico insediamento di età romana, ha acquistato nel corso dei secoli sempre maggiore importanza, grazie soprattutto alla sua particolare collocazione geografica e alle sue importanti ricchezze naturali. Quest'ultime hanno contribuito e contribuiscono ancora oggi all'economia della zona, che nonostante sia isolata e non particolarmente affollata, offre opportunità di ogni genere, sia per i suoi abitanti sia per i tanti turisti che la visitano. Oltre al suo inestimabile e meraviglioso patrimonio naturalistico, dal punto di vista storico, archeologico, è una zona ricca di sorprese e gioielli da scoprire, a cominciare dalle rovine della città di Tarros, insediamento fenicio fondato attorno alla fine dell'VIII secolo a.C. Ma non possiamo dimenticare i tanti nuraghi presenti nella zona. La chiesa di San Giovanni di Sinis, risalente al V secolo, all'inizio dell'impero bizantino, una delle più antiche chiese della Sardegna ancora in uso. O l'ipogeo di San Salvatore, luogo abitato sin dal Neolitico e precedente alla civiltà nuragica. A circa 1 chilometro di distanza sorge la piccola frazione di Solanas, importante anche grazie all'antica chiesa di San Pietro. Il territorio di Cabras, e in particolare il Sinis, sono considerate da sempre tra le zone umide più ricche della Sardegna, dove grazie alla presenza di stagni e lagune le attività ittiche sono state ampiamente sfruttate sin dall'antichità. Per queste zone, quindi, la pesca nel tempo ha assunto un ruolo fondamentale come fonte di lavoro e reddito. Essa viene esercitata non solo nel Golfo di Oristano e nel mare di Sardegna, prospiciente la penisola del Sinis, ma anche e soprattutto negli stagni. Questi ultimi sono paragonabili a grandi macchine idrauliche che regolano milioni di metri cubi di acqua dolce all'anno, le quali, miscelandosi con quelle del mare attraverso i canali principali, favoriscono la risalita dei pesci. Il principale è certamente quello di Cabras, che si estende per circa 2200 ettari e che più di ogni altro rappresenta il fulcro della vita, dell'economia e della cultura della cittadina lagunare. È ricco principalmente di muggine, sicuramente il fiore all'occhiello di Cabras, conosciuta anche al di fuori dei suoi confini proprio grazie all'abbondanza di questo pesce. La sua polpa tenera e dal sapore particolarmente saporito ne fa uno dei prodotti più consumati e richiesti. Una ricetta tipica col muggine è la merca. Cioè il pesce squamato e messo a bollire a freddo con molto sale e poca acqua. E infine scolato dopo qualche minuto dalla bollitura e lasciato freddare avvolto nella zibba, particolare erba palustre che si trova nelle sponde degli stagni. Sempre dal muggine si ricava la bottarga, ovvero le sue uova ripulite e lasciate nel loro naturale amnio, salate, compresse e poi essiccate e stagionate.
Si consuma generalmente grattugiata sulla pasta o tagliata a fette condite con olio d'oliva. Rappresenta in un certo senso l'oro di Cabras, soprattutto negli ultimi anni, dove questa primizia gastronomica ha riscosso un notevole successo nel mercato locale e non, richiamando inoltre migliaia di visitatori nell'ambito della sagra ad essa dedicata dalla cittadina lagunare. Il suo equilibrio è molto importante non solo dal punto di vista produttivo ma anche da quello ecologico. I pescatori hanno capito che lo stagno è un ambiente vastissimo ma allo stesso tempo delicato e che questo bene necessita di cure e tutela. Tra gli altri, difficile non citare lo stagno di Mistras, che raggiunge circa i 600 ettari di estensione. O lo stagno di Sale Porcus, famoso per la presenza dei fenicotteri rosa, ma sono tante e svariate le paludi minori che possiamo incontrare in questo territorio. Di notevole importanza sono inoltre le peschiere, sbarramenti ottenuti con le canne infisse nel fondale e sostenute da pertiche e pali. Dei piccoli interstizi di alcuni millimetri tra una canna e l'altra permettono al pesce di passare durante la bassa marea, ma gli impediscono di riuscire quando si richiudono le bocche con l'alta marea. Per questo Cabras, nell'immaginario collettivo isolano, continua ad essere associata al suo stagno e alla sua pesca. Le vicende delle peschiere e dei pescatori infatti hanno richiamato più volte sul paese l'attenzione generale. Nel corso degli anni però l'ottica della produzione è andata a unirsi con quella della tutela del bene naturale. I pescatori infatti, memori delle esperienze passate, si mostrano oggi più attenti alla risorsa ambientale e sembrano aver compreso che essa non è inesauribile e che anzi il suo equilibrio va protetto. Ma il contesto marino ha assunto soprattutto negli anni più recenti un valore aggiunto all'intero territorio, sia dal punto di vista economico che paesaggistico. Anche e soprattutto per questo specifico motivo, nel 1997 il comune di Cabras ha istituito l'area marina protetta Penisola del Sinis, isola di Maldiventre, che raggiunge una superficie di quasi 25.000 ettari a mare e circa 30 km di perimetro costiero che si snoda tra l'estremità sud della penisola del Sinis e Porto Sued, includendo l'isola di Maldiventre e lo scoglio del Catalano. L'area marina è regolata da norme applicate a 3 zone a diverso grado di protezione. Nella zona A l'accesso è consentito al personale per la ricerca e la sorveglianza. Nella zona B è consentita la pesca, le immersioni e la navigazione, mentre nella zona C si può navigare, ormeggiare ed effettuare attività di tipo turistico. La tutela del territorio e soprattutto delle acque ha permesso e tuttora permette che la fauna marina possa riprodursi e ripopolare mare e stagni nel miglior modo possibile, consentendo allo stesso tempo ai pescatori di esercitare il loro lavoro in maniera da trarne i maggiori benefici possibili.
In questa vastissima area esercitano l'attività di pesca circa 300 imbarcazioni, la cui stazza lorda in certi casi può arrivare fino a 60 tonnellate. Lo sforzo di pesca è concentrato maggiormente entro le 6 miglia della costa e si esercita fondamentalmente la pesca artigianale, visto e considerato che secondo recenti indagini meno del 10% delle imbarcazioni esercitano lo strascico. Una zona di mare quindi ampiamente sfruttata e capace ancora oggi di garantire una notevole e pregiata quantità di pesce a tutti i pescatori impegnati in questa attività, con una menzione particolare per le aragoste, presenti in grandi quantità in tutta l'area marina del Sinis. Rinnovare in chiave moderna l'attività ittica sta velocemente integrando il settore turistico con la vita quotidiana dei pescatori, soprattutto grazie all'ideazione e attuazione di pescaturismo. La pescaturismo nasce con lo scopo di rivitalizzare il settore ittico, integrando la classica attività di pesca con quella del turismo. Me l'ho detto, fammi fare! Ma è importante anche ricordare il passato e quindi l'imbarcazione utilizzata per la pesca di stagno più caratteristica di Cabras, ovvero Sufassoni. Lungo 4 metri e largo circa 1, poteva trasportare al massimo 2 persone e pochi e piccoli attrezzi per il lavoro, e rimane ancora oggi uno dei simboli della pesca di tutta la zona. Insomma, ci troviamo davanti a un luogo magico e suggestivo, saldamente ancorato al proprio passato, ma che guarda con spirito di iniziativa e ottimismo al proprio futuro, integrando fra loro i molteplici aspetti che Cabras e il suo immenso territorio sono capaci di offrire. L'area marina protetta è presente nel territorio con diverse sedi e punti di informazione, utilissimi per i turisti che visitano la zona.